Per quanto riguarda i pensionati bisognerebbe evitare che ogni manovra intervenga per ridurre il potere d'acquisto delle pensioni con il blocco, per cui noi siamo perché la rivalutazione sia riconfermata come quella precedente che si fa ai tempi di Prodi e che la no tax area sia spostata al 2016 anziché nel 2017. È un confronto aperto con il governo, vediamo quali saranno le risposte fra qualche giorno, diversamente dovremo mobilizzarci perché abbiamo milioni di persone che stanno scivolando velocemente sulla povertà e penso che il Paese non se lo possa permettere. I giovani, andare in pensione, è un sogno ormai? Quali sono le prospettive? Se non si modifica la legge Fornero diventa un sogno, nel senso che davvero se si vuole pensare alla nuova generazione bisogna intervenire su più fattori, non basta la flessibilità, perché la flessibilità risponde a chi già è vicino alla possibilità di andare in pensione. Per la nuova generazione bisogna discutere della loro aspettativa di vita, del calcolo dei coefficienti perché li penalizza e soprattutto bisogna fare sì che ci sia un lavoro stabile e sicuro, perché se si continua con lavori precari, flessibili e via di questo passo non si garantisce la possibilità ai giovani di avere una pensione, perché il punto vero è investire sul lavoro e su un lavoro stabile e non precario. Certo, egoisticamente parlando, anche per tutelare i pensionati di oggi, perché se non c'è lavoro, non si versano contributi, è evidente che non entrano nelle casse dell'INPS e il rischio di non pagare le pensioni si fa sempre più attuale.